Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Arrivati a Porto Empedocle 7 cadaveri di migranti dell'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia. Tra le vittime un bimbo di 2 anni, 2 donne incinte e un ragazzo somalo. Ancora dispersi in mare donne e bambini caduti in acqua. 2 arresti e un sequestro di droga allo Zen, sorvegliato speciale dalle forze dell'ordine dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Intanto nell'inchiesta spunta un quinto indagato accusato di aver detto il falso agli investigatori. Catania, scene da Far West al Librino dove si spara con mitra e pistole. Lo scontro a fuoco in un condominio di Viale Bummacaro, forse per una questione legata allo spaccio di droga. Chiesti 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che aveva in cura Messina Denaro durante la latitanza. Per l'imputato, tra le accuse, il concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza il 10 dicembre. Finisce nel mirino dei truffatori che la contattano chiedendole soldi per salvare il nipote. Lei però non ci casca e chiama la polizia. Con le nostre telecamere siamo andati a conoscere Amelia, un'arzilla nonnina che a 102 anni sventa una truffa. Nostra inchiesta sui bronzi di Riace. Giacevano davvero da secoli nei fondali della Calabria o invece erano stati avvistati per la prima volta in Sicilia? Un testimone al nostro TG racconta che le sculture erano sepolte nel mare di Brucoli e da lì sono state trafugate. Calcio in Serie C, duro provvedimento del Ministero dell'Interno per i tifosi del Catania. 3 mesi senza trasferte dopo gli incidenti di Salerno. Intanto cresce l'attesa per il match di domenica contro il Benevento. Previsto un nuovo record di presenze al Massimino. Ancora ben trovati. In primo piano questa ennesima tragedia del mare a Porto Empedocle. Sono arrivati i 7 cadaveri di migranti dell'ennesimo appunto naufragio nel canale di Sicilia. Tra le vittime ci sono anche un bimbo di soli 2 anni, 2 donne incinte e un ragazzo somalo. Ancora dispersi in mare donne e bambini che sono caduti in acqua. Davide Sardo. Un bimbo eritreo di circa 2 anni, un ragazzo somalo di circa 20 anni, 2 donne incinte somale e 3 giovani donne. Sono le 7 vittime dell'ennesima tragedia del mare. I corpi sono arrivati al porto di Porto Empedocle a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Sul ponte dell'imbarcazione i medici dell'ASP di Agrigento hanno eseguito l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso alla presenza della polizia scientifica. Prima del trasferimento è stata celebrata una breve funzione religiosa con la deposizione di una rosa sulle bare alla presenza del prefetto e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Ancora una volta ci appelliamo a tutte le autorità competenti di queste situazioni di fare in modo che possano rispettare la dignità dell'uomo, di questi nostri fratelli e sorelle. Le salme sono poi state caricate sui furgoni e sulle auto funebri e saranno tumulate nei cimiteri della provincia di Agrigento, 2 a Grotte, 2 a Campobello di Licata e 3 a Palma di Montechiaro con rito musulmano. È veramente disumano quello che si verifica nel nostro mar Mediterraneo. Dico, questi sono nostri fratelli che partono alla ricerca di una vita migliore e incontrano la morte. Le 7 vittime, morte annegate, viaggiavano su un barchino di 7 metri partito da Sfax in Tunisia. I sopravvissuti hanno raccontato che all'appello mancano ancora diversi bambini e donne caduti in mare durante la traversata. Per la terza volta in 10 giorni le forze dell'ordine vanno allo Zen, il quartiere da cui proviene, ricordiamo, il branco che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. 2 arresti e un sequestro di droga. Manlio Viola. Ben 57 persone denunciate a piede libero per aver occupato abusivamente box e spazi di varia natura, 2 arrestati per droga, un altro per porto abusivo d'arma da fuoco. Sono i risultati dei controlli allo Zen da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Per la terza volta i casermoni della zona popolare a nord della città sono stati cinti d'assedio da 200 uomini delle forze dell'ordine. 3 raid in 10 giorni, ovvero dall'omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia, da Gaetano
Gaetano Maranzano, un 28enne residente in via Costante Girardengo, proprio allo Zen. Nel corso dei controlli sono stati multati anche alcuni esercizi commerciali per carenze strutturali e per irregolarità sanitarie, per mancata autorizzazione all'installazione di telecamere e vari altri motivi. Trovati lavoratori in nero o privi della necessaria formazione, sono scattati provvedimenti di sospensione per le attività imprenditoriali per violazione della scia sanitaria. Nel complesso identificate 700 persone, di cui 207 con precedenti e altre 15 già sottoposte a misure di prevenzione. Controllati 288 mezzi in 5 posti di blocco, elevate 27 contravvenzioni al codice della strada per un valore totale che supera i 18.000 euro. Intanto c'è un quinto indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Paolo Taormina. Questo giovane è accusato di aver detto il falso agli investigatori. Per la procura la rissa davanti al locale della vittima era soltanto una messa in scena del branco dello Zen per far uscire proprio Paolo Taormina all'aperto. Sentiamo. C'è un quinto indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero nella vicenda che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. Si tratta di Vincenzo Viviano, il giovane con cui l'assassino reo confesso Gaetano Maranzano si allontanò dal luogo del delitto. Secondo gli investigatori anche lui, come altri 4 giovani prima, avrebbe mentito nel racconto dei fatti di quella sera. Fra i carabinieri si fa strada la tesi secondo la quale la rissa davanti al locale sia stata organizzata, una vera e propria trappola per far uscire la vittima predestinata. Dopo il delitto Gaetano Maranzano e Vincenzo Viviano vengono ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre vanno probabilmente a bere una birra. Viviano, ascoltato dagli inquirenti, racconta una storia diversa che non coincide con la sequenza dei fatti ricostruita attraverso le telecamere di sicurezza. Resta da identificare un settimo giovane, si tratta del ragazzo schiaffeggiato da Maranzano davanti al locale di Taormina e andatosi a nascondere fra le auto. Per i carabinieri si trattò proprio di una messa in scena per attirare fuori la vittima predestinata e anche lui ne era complice. Intanto la movida palermitana finisce nelle cronache internazionali non solo per la violenza. Ne scrive il New York Times, che critica la scelta di trasformare via Macheda in un vero e proprio fast food all'aperto in centro, una giostra per turisti che lascia ai margini i palermitani. Un'area che però dà lavoro a 450 giovani, senza considerare che finita l'area food, via Macheda diventa terra di nessuno e non è un caso se il secondo tratto sia inserito fra le zone rosse. Ma il comune annuncia che ora si cambia, stop alle bancarelle, con la voglia di puntare sulle attività artigiane per riqualificare l'intera area del centro città. Scene da Far West a Catania, nel quartiere di Librino, dove si spara con mitra e pistole. Lo scontro a fuoco avvenuto in 2 fasi, forse per una questione legata allo spaccio di droga. Tonino De Mano. Le armi usate per un fatto semplicemente intimidatorio. È probabilmente il crack la piaga del momento ad avere rotto fragili equilibri, tanto che a Librino si è tornati a sparare con una certa frequenza. Dopo i 15 bossoli ritrovati in un garage che si affaccia su Viale Moncada 18, un altro inquietante episodio si è registrato ieri sera in 2 fasi in un residence di Viale Bubacaro 14, sempre a Librino. Spinte, insulti, schiaffi e pugni tra almeno una ventina di persone lasciavano pensare ad una lite condominiale, ma la realtà sembra essere un'altra, visto che dopo un'oretta di calma apparente un gruppetto di persone è tornato sul posto aprendo il fuoco con pistole e mitra. Numerosi bossoli ritrovati e nuove indagini da parte della squadra mobile che, su disposizione della procura di Catania, mantiene il massimo riservo. Bocche cucite degli investigatori, tanta paura e poca voglia di parlare dei residenti. C'è gente che ha paura, le donne eccetera eccetera. C'è paura, sì, certo che c'è paura. Adesso sono un po' troppi i casi, Viale Moncada, Viale Bubacaro, si spara facilmente. Non lo so, forse siamo ritornati ai vecchi tempi. Non lo sappiamo noi cosa è successo, solo che ieri sera è successo quello che è successo. Non è una cosa giusta, ci vuole un controllo anche che la polizia controlla, giustamente la zona anche, un controllo della sicurezza ci vuole anche. Da Librino a via Plebiscito, dove ignoti hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco contro un negozio di abbigliamento nel quartiere Antico Corso. Sulla vicenda in questo caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. Nessuna prova di riciclaggio di soldi della mafia nelle imprese di Berlusconi. La Corte di Cassazione mette la parola fine a ogni legame tra appunto il Cavaliere Dell'Utri e Cosa Nostra. Orazio Longo.
Sarebbe stato solo un teorema senza dimostrazione. La Corte di Cassazione ha escluso definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra, respingendo il ricorso della Procura Generale di Palermo che aveva chiesto la sorveglianza speciale e la confisca dei beni per l'ex senatore di Forza Italia e per i suoi familiari. La tesi della connessione fra gli enormi versamenti e un possibile patto criminale tra Dell'Utri e Berlusconi, pur se estremamente suggestiva, presta il fianco alla indimostrata esistenza di accordi fra il sodalizio criminale e Berlusconi. Così hanno scritto i giudici del Tribunale di Palermo nella sentenza con cui avevano respinto la richiesta di confisca del patrimonio di Marcello Dell'Utri, della moglie e dei figli. Con la pronuncia della Cassazione ora è diventata definitiva quella decisione che era poi stata confermata dalla Corte d'Appello. Nulla è stato accertato circa il reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di Berlusconi attraverso l'opera di Dell'Utri, aveva scritto il Tribunale di Palermo nel 2024. Contro il decreto la Procura e la Procura Generale avevano ricorso in appello, ma le impugnazioni erano state una rigettata, l'altra dichiarata inammissibile. La Corte ha confermato che le elargizioni di Berlusconi a favore del Dell'Utri hanno sempre una casuale ben individuata e la loro tracciabilità emerge dai conti correnti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il ricorso della Procura Generale contro il decreto della Corte d'Appello. Una sentenza che cancella anni di menzogne e calunnie, ha commentato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Il PM della DDA di Palermo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L'imputato è accusato di favoreggiamento, di concorso esterno in associazione mafiosa e di falso ideologico. La sentenza prevista il 10 dicembre. Desiree Ferlito. Per mesi ha prescritto analisi e terapie al boss Matteo Messina Denaro utilizzando l'identità di un altro paziente. Chiesti 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di aver favorito la latitanza del capomafia. Per i PM il medico sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni a nome di Andrea Bonafede erano per il boss. L'indagato si è difeso sostenendo di essere stato ingannato dal geometra suo paziente, che gli aveva detto di essere malato di cancro e di aver bisogno delle cure, evitando però di farsi visitare allo studio perché non si sapesse in giro della sua patologia. Oltre che di favoreggiamento, Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. La sentenza slittata per incompletezza di documenti è prevista per il 10 dicembre. Cambiamo argomento, 102 anni e tanta lucidità per la signora Amelia di Augusta. Pensate che era finita nel mirino dei truffatori che l'avevano contattata con la classica scusa, le hanno chiesto soldi per salvare il nipote, lei però non c'è cascata e ha subito chiamato la polizia. Ci racconta tutto Francesca Loi. Signora, buongiorno. La signora Amelia ci apre la porta di casa. Ha 102 anni e per la sua età ha una lucidità fuori dal comune. Con la sua astuzia è riuscita a sventare una truffa. Un finto avvocato la chiama al telefono e chiede 8.000 euro per aiutare il nipote, responsabile di un incidente stradale, in realtà mai avvenuto. Parla l'avvocato Bianchi, che mi avevano dato il numero telefonico, parla con il giudice per non farla andare in carcere. Quindi lei si prepari a cercare gli altri soldi, va bene? Ma poi non è venuto, io ho telefonato alla polizia. Gli agenti del commissariato di Augusta arrivano subito, ma dei truffatori non c'è traccia. Come ha risposto, per come ha reagito ai malfattori, ha messo in allarme gli stessi che dunque non hanno ritenuto di portare a compimento la truffa. I consigli da seguire in questi casi Amelia li conosceva, ne aveva già sentito parlare. Allora perché ho chiamato la polizia? In modo che la polizia venisse a vedere questo signore. Nel mirino dei truffatori ci sono gli anziani, ma non solo loro. Però di truffe se ne continua a parlare e a cadere nella trappola ormai sono davvero in pochi. Sulla bontà delle campagne che avviamo costantemente, soprattutto anche nelle parrocchie, ma anche appunto attraverso le classiche attività di promozione. Chiamate prima di tutto la polizia che vi assiste e cerca di mantenere l'ordine. E ha ragione, complimenti a questa nonnina.
Cambiamo argomento, culle sempre più vuote ma anche sempre più anziani in Sicilia, il crollo delle nascite che colloca la nostra regione in fondo alla classifica nazionale presenta dati allarmanti soprattutto ad Enna e Trapani. Intanto sono sempre di più le mamme giovanissime e quelle che invece partoriscono in età matura. Roberta Lunghi. Culle sempre più vuote anche in Sicilia. I numeri Istat confermano che la regione vive una crisi demografica drammatica. Nel 2024 le nascite nell'isola sono state circa 33.600, con un calo del 5,3% rispetto all'anno precedente, che supera di gran lunga la media nazionale del meno 2,6%. Maglia nera nell'isola Enna e Trapani, rispettivamente con un calo nascite dell'8,4% e dell'8%. L'unica provincia con segno positivo è Agrigento, più 0,3%. Nel 2024 il numero medio di figli per donna scende in Sicilia a 1,27, mentre la media nazionale raggiunge il minimo storico, 1,18 figli per donna. Ma è sull'età delle neomamme che la Sicilia mostra il suo costante paradosso. Se da una parte rispecchia il trend nazionale, laddove l'età media al parto è di 31,7 anni, con molte che superano i 35 anni, dall'altra, in alcune aree dell'isola, soprattutto nelle province più svantaggiate, persiste la crescita dei numeri di ragazze tra i 15 e i 19 anni che diventano madri. Sono due facce di una stessa crisi, dunque con l'esigenza e l'urgenza di una inversione di tendenza. E qui la palla passa a politica, istituzioni e scuola, perché la cultura e l'informazione sui pericoli di un crollo demografico rappresentano la possibile chiave di volta. Un alone di mistero circonda da tempo i bronzi di Riace. Erano soltanto 2 e dove sono stati realmente trovati? In Calabria o in Sicilia? Ai nostri microfoni il testimone che ha raccolto le confidenze di chi avrebbe organizzato il trafugamento delle sculture. Mi hanno detto che erano state recuperate nelle acque di Brucoli, nel Siracusano, ed erano 5 statue. L'inchiesta di Lorena Dolci. Emersero il 16 agosto del 72 dai fondali di Riace, al largo delle coste calabresi. 2 capolavori dell'arte greca in perfetto stato di conservazione, senza nome, senza storia, ma con un passato di 2000 anni. Li chiamarono statua A e statua B, per tutti i bronzi di Riace. Ma erano davvero solo 2 e sono rimasti sempre su un fondale profondo appena 9 metri? Tanti dubbi, evidenti anomalie ed un alone di mistero circondano da 50 anni i 2 guerrieri. Nel frattempo 2 archeologi americani avanzano l'ipotesi siciliana, e cioè che ben prima della scoperta in Calabria le statue siano state trovate nel mare di Augusta e trafugate per venderle all'estero. Le rivelazioni rimasero inascoltate per anni, finché nell'estate scorsa un nuovo testimone, il signor Enzo, nome di fantasia, rivela nuovi dettagli. I bronzi erano stati pescati a Brucoli. Dettomi da colui il quale ha diretto tutto il trasporto verso la Calabria e poi hanno venduto. Tutto il resto sono rimasti questi 2. All'epoca il signor Enzo faceva affari in Sud America proprio con questo faccendiere, un losco personaggio legato a doppio filo con 'ndrangheta e politica. Ma la rivelazione riguarda anche il numero, non solo 2 bronzi, ma un intero gruppo scultoreo. A Brucoli abbiamo pescato i bronzi cosiddetti di Riace. I 2 bronzi a Brucoli, io ho detto io, no, 5 statue e 2 leoni. Negli ultimi mesi i testimoni si moltiplicano, aggiungendo nuove tessere al mosaico, mentre al lavoro ci sono anche 6 università che stanno per mettere il sigillo scientifico all'origine siciliana dei bronzi. A Catania da domani in servizio 100 nuovi vigili urbani. L'annuncio lo fa direttamente il sindaco trentino durante il focus condotto da Michele Cucuzza. Lo sentiamo. Il comandante Peruga, il nostro comandante della polizia locale, mi ha informato che da domani saranno operativi i 100 nuovi vigili e quindi abbiamo immaginato una distribuzione in alcune strade cittadine per cui si vedranno a piedi, insomma un po' torniamo ai vecchi tempi. E credo che sia una bella cosa. Perché noi avevamo documentato quando avete fatto la manifestazione, sì, però domani sono perché finora hanno avuto la formazione, da domani sono operativi su strada.
Siamo a Catania, un museo regionale all'aperto e tanti fiori. Il Librino come Versailles, i nuovi progetti ed i sogni da realizzare di Antonio Presti cavalcano un'onda magmatica di bellezza civile. Sentiamo. Un'onda magmatica di bellezza civile che attraversa strade e piazze di Librino, nuove opere su cui spicca l'enorme sedia alta 10 metri e nuovi sogni, come la realizzazione di un museo regionale all'aperto a Librino e soprattutto la trasformazione del popoloso quartiere in una piccola Versailles. Promesse che strappa il mecenate Antonio Presti, attorniato da istituzioni, mondo scolastico e tanta gente comune. Appuntamento all'Istituto Musco che si affaccia proprio sulle nuove opere d'arte. Il sogno è sognare, oggi è una grande manifestazione di bellezza con tutti i ragazzi delle scuole, il sogno del sognare, lo spirito dell'amare, Librino Museo a cielo aperto internazionale e sicuramente l'impegno dopo una vita di 20 anni di sacrifici e di restituzione del senso, ecco adesso pensare anche al futuro. Lei ha detto basta opere, adesso fiori, Librino deve diventare Versailles. Librino ha bisogno anche di un'educazione universale, l'opera d'arte è artificio e a volte che significa, che vuol dire. Ecco, piantare i fiori con i bambini del quartiere penso che sia una visione di bellezza che anche questa volta manifesterà la bellezza con quell'estetica che ritorna a essere abbraccio di una comunità. Il tuo messaggio ha fatto commuovere, ma al tempo stesso ti sei commossa, cosa hai detto? Sì, perché tanti parlano Librino, giustamente sempre di un posto brutto, un posto pericoloso, Librino pericoloso. Non è così, perché Librino è bellissimo, è un quartiere bellissimo. Librino, spesso raccontato attraverso stereotipi negativi, continua così ad essere un importante laboratorio di cittadinanza attiva. Ci fermiamo, una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio e con questo duro provvedimento per i tifosi del Catania da parte del Ministero dell'Interno, niente trasferte per 3 mesi. A tra poco, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, duro provvedimento, dicevamo, per i tifosi del Catania, 3 mesi senza trasferte dopo gli incidenti di Salerno con i tifosi della Casertana, questo dopo la vittoria sulla Salernitana e prima del match di domenica con il Benevento alla Massimino, dove si prevede un nuovo record stagionale. Francesco Triolo. Gli scontri in autostrada con i sostenitori della Casertana dopo Giuliano Catania costano caro ai tifosi rossazzurri. Il Ministero dell'Interno ha disposto infatti 3 mesi di stop alle trasferte della tifoseria etnea a causa degli incidenti sulla A2 poco fuori Salerno, ma anche per i disordini avvenuti la mattina stessa agli imbarcaderi di Messina tra gli stessi tifosi catanesi, che quindi non potranno seguire la squadra a partire proprio dalla prossima trasferta, venerdì 31 a Caserta. Un provvedimento che arriva in un momento di grande entusiasmo per il Catania, che si prepara a vivere un nuovo pienone per la partita contro il Benevento di domenica prossima, se è possibile ancora maggiore di quello registrato contro la Salernitana. Il Massimino, che domenica scorsa ha fatto registrare il record stagionale di spettatori a quota 18.777, è pronto per un'altra giornata di grande festa. Per la gara contro il Benevento, in testa alla classifica insieme alla Salernitana, ad appena un punto dai rossazzurri, già esaurite le 2 curve e la disponibilità in tribuna A è bassa. A differenza della partita con la Salernitana, stavolta il settore ospiti sarà aperto, possibile quindi prevedere circa 20.000 presenze, complice l'entusiasmo generato dal 2-0 alla squadra di Peppe Raffaele. Sul fronte squadra la ripresa degli allenamenti ha portato una buona notizia ed è quella legata alle condizioni fisiche di Alessandro Raimo. Il giocatore si è sottoposto ad ulteriori controlli medici ed esami diagnostici che hanno scongiurato il rischio di intervento chirurgico. Adesso dovrà seguire un percorso personalizzato di riabilitazione dopo il serio trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel corso di un allenamento. Difficile fare ipotesi sul rientro, ma potrebbe avvenire ad inizio dicembre. Intanto però c'è da preparare la sfida di domenica e Toscano ha avuto la conferma domenica scorsa che può contare su una rosa di altissimo livello. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
A Messina i carabinieri del ROS hanno eseguito un sequestro di beni. Si tratta di un appartamento e 2 terreni coltivati ad Agrumeto per circa 400.000 euro nei confronti di Benedetto Romeo, ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa Romeo Santapaola, legata a Cosa Nostra catanese. Gli investigatori hanno ricostruito come i beni fossero stati acquisiti grazie al reimpiego di denaro proveniente da attività illecite attraverso società create per il riciclaggio. E con questa notizia noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata.